O Vangelo secondo Matteo, capitolo 17. A trasfigurazione di Gesù. 6 giorni dopo Gesù piglia insieme con esse Pietro, Giacomo e Giovanni, che erano frati suoi, e portai a partare tutto al lato, goppano un mondo assai avida. E là trasfigurai innanzi a loro, a faccia sua diventai lucente come il sole, e veste sua diventai anche come la luce. Andrasat a comparettere innanzi a loro Mosè e Elia, che si mettettero a parlare insieme con esse. Pietro pigliai parole e dicette a Gesù: Signore, com'è bello per noi a stare qua, perché non facciamo che 3 tende, uno per te, uno per Mosè e uno per Elia? Stava ancora parlando, quando una nuvola di china e luce la ravogliai rinda all'ombra soia e sentendo una voce che diceva: Questo figlio mio, più caro che tengo, e dintre essa ha messo tutta la priezza mia. Io l'ho giovanata in mezzo a voi e sentite sempre tutte le parole che vi ricerrà. Sentendo queste parole, che i 3 discepoli carettano con la faccia in terra e si stavano cagando sotto la paura. Gesù si accostò a loro e toccò con la mano sua e dicette a loro: Alzatevi, non vi pigliate a paura. E tutte e 3, alzando gli occhi e guardandosi attorno, non vedette nessun'altra fuori a Gesù che stava vicino a loro. Petramente scendeva una coppa a chilomondo. Gesù dicette a loro: Ma raccomando, non recite a nessuno tutte quelle che avete visto, sino a quando figlio dell'uomo non risorgerà a rin dei morti. E stessa danna, chi gli discepoli addimannarono: Maestro, perché tutte le maestre della legge vanno dicendo che prima da venire il profeta Elia in mezzo a noi? Sì, dicette allora Gesù, prima da venire il profeta Elia, perché ha da mettere a posto tutte le cose. Anzi, verica, il profeta Elia è già venuto e l'hanno trattato come hanno voluto. A stessa sorte faranno pure il figlio dell'uomo, che varrà malapatè assai per via a loro. Sulle danne e i discepoli capettano che essa parlava di Giovanni Battista. Gesù guarisce un'epilettica. Erano proprio danne tornate in mezzo a gente quando si accostai a Gesù un uomo che si addornicchiava in terra. Innanzi a essa le ricette: Signore, abbi pietà ai figli miei. Chi si padesce male è l'una e sta patendo assai. Spissa, cara rinda all'acqua, e vuota pure rinda al fuoco, l'ha portata innanzi ai discepoli tuoi, ma loro non sono stati capaci di fare sta buona. E Gesù rispondette: Gente senza fede e china infamità, sino a quando vi credete che avessero umani ancora in mezzo a voi? Per quanto tempo ancora vaggi sopportare? Portate chi lo vogliono innanzi a me. E Gesù parlai tu su chi lo spirito infame, e oriavola, ascetta, a rindo corpo lo voglione, e a chi lo momento voglione stette buono. Poco dopo tutti i discepoli suoi si accostarono innanzi a essa e le ricettano: Maestro, perché noi non siamo stati capaci di scacciare chi lo oriavola? Per poca fede che tenete, rispondette allora Gesù. Perché vi assicuro che pure se voi teneste una fede quando andate cielo e senepe, e diceste a questa montagna: sposta da qua e battene più a là, che essa subito vi starete a sentire, e nessuna cosa sarà impossibile per voi. Avete a sapere ancora che questa sorte è spirito infame, può essere scacciato solo con la forza della preghiera e con un rione. Secondo annuncia la passione. Un giorno che i discepoli suoi stavano ancora tutti insieme in Galilea, Gesù dicette a loro: O figlio dell'uomo sta per essere consegnato in mano all'uomo, che lo metteranno a morte, ma dopo che l'avranno accisa, risorgerà il terzo giorno nata volta. Tutti i discepoli suoi rimanettero assai sconcertati e addolorati, sentendo queste parole. O tributo del Tempio. Quando arrivarono nella città di Cafarnao, si accostarono a Pietro certi che assigevano la tassa per tempo e le ricettano: Ma o maestro vostro non paga la tassa per la casa di Dio? E Pietro rispondette: Sì, certamente. Ma petteramente trasendo nella casa di Cafarnao, Gesù chiamò a Pietro e le ricette: Simone, dimmi tu che ne pensi in coppa a sta cosa. E re che sta terra, a chi si fanno pagare le tasse? Le figlie loro o le forastiere? Maestro, rispondette Pietro,
I penso che tutti quelli che sono forastieri. E Gesù ti ricetta, se cose stanno così, vuol dire che i figli sono franchiati, che loro non hanno papà e tassa. Ma per non dare un motivo e scandalo innanzi a tutta la gente, Pietro va in mare da Galilea, butta a mare a Mariella, e il primo pesce che ammocca tiralo fuori, perché mocca is non ci troverà in uranare e argento. Piglia chi l'uranare e va a papà tassa per casa di Dio, per te e per me.